Eder. Mech. Pallister. Annotazione di polizia giudiziaria inerente alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, poste all'esterno del muro perimetrale della scuola allievi agenti della Polizia di Stato, caserma Vincenzo Raiola, camera battaglione, contrassegnata dal riquadro con il numero 1 ed il pallino di colore nero con bordo giallo, ubicata al civico 11 a di via Damiano Chiesa. Lo scrivente riferisce di avere visionato accuratamente le immagini del 14 dicembre 2021, relative a 8 telecamere di videosorveglianza esterne alla scuola allievi agenti in oggetto indicata, ubicate in strada di Guardiella o in diversi punti di via Damiano Chiesa. Dalla visione delle telecamere, non è stato riscontrato il passaggio di nessuna donna con le fattezze riconducibili a Resinovic Liliana, descritta con una corporatura minuta ed alta all'incirca 150 cm. A seguito del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic avvenuto lo scorso 05 gennaio, avendo quindi a disposizione i fotogrammi degli indumenti indossati all'atto del rinvenimento della donna, si riferisce di avere visionato nuovamente le immagini del 14 dicembre 2021, relative alle 8 telecamere di videosorveglianza esterne alla scuola allievi agenti della Polizia di Stato, ubicate in strada di Guardiella e in diversi punti di via Damiano Chiesa, al fine di verificare l'eventuale passaggio della stessa nelle vie sopracitate. Preliminarmente si dà atto che l'orario riportato dalle sopracitate telecamere di videosorveglianza risultano indietro di 5 minuti rispetto all'orario effettivo, alle ore 8:41:26, ora effettiva 8:46:26. La telecamera di videosorveglianza carraio esterna una relativa alla scuola allievi agenti della Polizia di Stato, Vincenzo Raiola, denominata Scuola di Polizia, ingresso esterno 2. Inquadra una figura femminile che scende la via Damiano Chiesa, in direzione incrocio strada di Guardiella, via San Cilino, fotogramma numero 1. Regolarmente esce fuori l'idea che quella vista in via Damiano Chiesa non è Liliana, che Liliana magari è morta in casa. Io ho sempre ritenuto che quella in via Damiano Chiesa sia Liliana, ma alla luce di questo verbale potremmo anche pensare che l'inquadratura che vede Liliana scendere via Damiano Chiesa non sia del 14. La persona che scende in via Damiano Chiesa rispetto a quella di Piazzale Gioberti ha sicuramente una differenza nella borsa. La borsa di Liliana che scende a Damiano Chiesa è più grande e sporge verso le spalle. Invece la Liliana di sinistra di Piazzale Gioberti non ha ingombro da parte della borsa, che non sporge oltretutto dal lato posteriore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.